Loreggia. Incidente lungo la strada del Santo con tre mezzi coinvolti e traffico fortemente rallentato. Anche questa volta è successo all'ora di punta. Erano da poco passate le 12 quando un pauroso schianto ha mandato in tilt il traffico dell'Alta Padovana. Lungo la strada regionale 307 che congiunge il capoluogo con Castelfranco Veneto, tre veicoli sono rimasti coinvolti in questo incidente. È successo all'altezza di un incrocio tra Campo San Piero e Loreggia, dove due macchine e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Completamente distrutte le parti anteriori dei tre mezzi, non si registrano feriti gravi. San Giorgio in Bosco attraversa la statale e viene investita e morta sul colpo, schiacciata sotto una BMW, una donna di 59 anni nata in Cina, attualmente domiciliata da alcuni connazionali nell'Alta Padovana. Il dramma si è consumato nelle scorse ore lungo la regionale 47 nel tratto della frazione di Paviola. La donna ha trovato la morte proprio davanti alla pizzeria La Zanzara. Campo San Martino. Ostiglia chiusa per manutenzione straordinaria da il 2 di novembre a martedì 6 nel tratto tra Campo San Martino e Tre Baseleghe. L'ordinanza è stata emanata dalla provincia per consentire l'esecuzione dei lavori di rimozione e taglio di rami e di alberi ai bordi del percorso impraticabile. Interessati Campo San Martino e Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Campo San Piero, Loreggia, Piombino Dese e Tre Baseleghe. Il comunicato è stato inviato alle 6 municipalità. È stato spedito però a quanto pare già a uffici chiusi e questo ha provocato il malumore dei sindaci.